La Polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione a 3 provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dal GIP presso il Tribunale di Palermo, dottoressa Consiglio, su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, a firma del sostituto procuratore dottor Claudio Camilleri, su indagine condotta dal procuratore aggiunto dottor Paolo Guido. La squadra mobile di Agrigento, diretta da Giovanni Minardi, a distanza di 9 anni, ha esperito una stringente attività investigativa, riuscendo così a risolvere il caso dell'omicidio di Mangione Pasquale avvenuto il 2 dicembre del 2011 a Raffadali. Sono stati catturati Antonino Mangione, dell'80, detenuto presso la casa circondariale di Messina per altri reati, Roberto Lampasona, del 77, e Angelo D'Antona, dell'85, originari della provincia di Agrigento. Ai 3 indagati sono stati contestati a vario titolo i reati di omicidio commesso in concorso con l'aggravante della premeditazione, nonché quelli di detenzione illegale di armi, porto illegale in luogo pubblico e porto illegale di arma clandestina, complesse le attività di indagine e cattura sviluppate non solo sul territorio siciliano, ma anche oltre il confine nazionale in territorio tedesco, con l'esecuzione a cura della locale polizia di un mandato di arresto europeo nei confronti del D'Antona. Pasquale Mangione è stato rinvenuto in una campagna sita in contrada Modaccamo, agro di Agrigento, zona Raffadali. Le indagini sono apparse subito particolarmente complesse a causa delle condizioni del cadavere che, oltre a risultare attinto da più colpi di arma da fuoco, presentava già gravi lesioni al cranio ed era rimasto esposto alle avverse condizioni meteorologiche in quell'epoca. Le indagini tuttavia non hanno permesso di identificare subito gli autori dell'efferato delitto. L'indagine è giunta a una svolta solo negli anni successivi, grazie a nuovi e solidi elementi probatori di natura dichiarativa, tecnica e investigativa. Secondo infatti la ricostruzione accolta dal giudice, il movente del delitto sarebbe da individuare nel comportamento della vittima, che esponeva se stesso e la sua famiglia al pubblico ludibrio. Grazie alle risultanze dell'anno scorso, che partono fondamentalmente da un'attività dichiarativa di uno dei Correi, siamo riusciti a raccogliere numerosi elementi di riscontro a queste dichiarazioni e quindi siamo riusciti a convincere un GIP della genuinità della nostra attività. L'attività investigativa parte subito dopo il rinvenimento del cadavere. C'è stata una prima attività fatta nel dicembre del 2011 che oggi si è rivelata essenziale, perché la genuinità di quel tipo di attività, l'accuratezza nella repertazione, quindi l'attività della polizia scientifica e le prime informazioni raccolte ce le siamo ritrovati l'anno scorso e sono state assolutamente utili per quello che era il proseguo dell'attività e per riscontrare le novità in termini di dichiarative, di dichiarazioni che avevamo acquisito recentemente. Questo è dimostrazione del fatto che già al momento del rinvenimento era stata accurata l'attività della polizia giudiziaria, che ha permesso poi successivamente di corroborare la tesi investigativa inizialmente venuta fuori, principalmente quella del momento passionale, che è stata poi riscontrata da tutta l'attività tecnica e anche dalle dichiarazioni che ovviamente sono venute fuori da uno dei Correi. Decisive anche alcune intercettazioni. Le intercettazioni che sono state essenziali in quanto hanno permesso di riscontrare quello che era stato emerso dalle dichiarazioni di un punto dei Correi e fondano la parte principale di quella che è l'accusa e la ricostruzione della dinamica del delitto. Potrebbero esserci ulteriori risvolti in futuro? Potrebbero essere, se ci dovessero essere delle attività da approfondire, sarà la Procura che delegherà le attività e la Polizia farà il suo lavoro.